In questo numero 3 punti d'oro per il Portogruaro. La Giulia Sagittaria ritorna a correre. In seconda categoria per maggiore trionfa in Coppa e in campionato e aggancia al vertice in terza categoria. Per il calcio femminile obiettivo su Silvia Berardo. Nel basket in Serie D brutta sconfitta per la pallacanestro Portogruaro. In promozione la Fossaltese continua la rincorsa allo Spili Basket. Weekend al tie break per il volley del Veneto orientale. Concordia timbra la sua prima vittoria stagionale. Tyros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tyros e produzioni abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tyros in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. Mentre il calcio dilettanti vive giorni di grande fermento per l'apertura del mercato di riparazione, i tornei sono giunti ormai a 2 giornate dal Giro di Boa. Il 13° turno ha regalato segnali piuttosto importanti, vedi in eccellenza dove il Sandona, superando in trasferta la capolista piovese, ha lasciato ben intendere quali siano gli equilibri di forza in questo campionato. Adesso che i sandonatesi hanno trovato anche la continuità di rendimento e di risultati, l'insediamento al vertice nel pieno rispetto dei pronostici dell'estate sembra solo una questione di tempo, tanto che il calendario ha alla mano l'eventualità che i sandonatesi possano aggiudicarsi anche il titolo di campione d'inverno non sono poi così remote. Non decolla invece Lia Piave di mister Mauro Tossani, travolto dal Borgo Ricco in quello che era a tutti gli effetti uno scontro salvezza. Trevigiani in piena zona play-out, classifica ancora corta, ma urge un cambio di passo per non doversi abituare all'idea di un girone di ritorno sempre con l'acqua alla gola. In promozione, dove continua la marcia al vertice di Opitergine e Fontanelle, è sempre più crisi per il Cauro e la Salute. Contro il Porto Mansuè, attuale terzo della classe, non sono bastati gli innesti degli ex portoguaresi Chiumento e Teso, unitamente al portiere Andrea Bavena, per evitare l'ormai consueta goleada. I litoranei, con i 30 gol subiti, 13 nelle ultime 3 gare, sono la peggior difesa del torneo. Numeri imbarazzanti per una realtà partita con ambizioni di vertice e che invece adesso si vede costretta a lottare per evitare di precipitare nei play-out. Battuta d'arresto anche per il 90 che non è riuscita a dare continuità al buon pareggio ottenuto la scorsa settimana contro un Treviso che domenica è stato fermato sulla parità da un ottimo Conegliano. Dal Portogruaro invece note positive, contro il Caerano i Granata sono tornati alla vittoria, 3 punti fondamentali per guardare avanti con maggior fiducia in attesa di qualche rinforzo che possa aumentare il peso specifico sotto porta. 3 punti importanti, 3 punti meritati nonostante tante difficoltà, perché anche oggi ho dovuto far giocare Cervesato che veniva da 3 mesi e mezzo di inattività, aveva fatto questa settimana 2 allenamenti a parte e un allenamento venerdì con noi e nonostante tutto ho visto lo spirito giusto di squadra, ho visto una squadra molto attenta e vedo che c'è spirito di lavoro, c'è spirito di migliorare e questo mi gratifica moltissimo. Dobbiamo cercare di migliorare soprattutto nel reparto offensivo che dobbiamo ancora cercare certi automatismi che io chiedo durante la settimana, speriamo di assimilare al più presto e di sviluppare quel gioco che intendo di fare io soprattutto nel reparto offensivo, perché le mie squadre si sono sempre dimostrate di far parecchi gol e quest'anno faccio un po' fatica, però sono convinto con l'andare del tempo riusciranno a migliorare anche nel reparto offensivo da parte dei miei attaccanti. Sì, è chiaro che gli schemi magari non bastano se non ci sono i primi attori. Io devo lavorare col materiale che ho a disposizione, per quanto riguarda le altre cose, il mercato, sono problemi della società, è la società che deve intervenire, io sono qui per allenare, per cercare di migliorare il gioco del Portogruaro, non sono ancora soddisfatto al 100% perché ci sono cose da perfezionare, spero con l'andare del tempo di migliorare soprattutto nel gioco, soprattutto nelle finalizzare le azioni. Siamo già andati sul mercato, dovremo portare a casa tre pedine fondamentali, come 3 pedine probabilmente andranno via dal Portogruaro, uno è già andato via, sapete che Chiumento, anzi lo ringraziamo per quello che ha dato al Portogruaro, anche se ha dato poco, è andato via.
e ci sono 2 giovani in arrivo, più pensiamo di portare a casa una punta di esperienza. Dunque, mister Carniello, un'altra sconfitta in trasferta, avete di fatto solamente fatto punti nella prima delle trasferte, se no avete sempre perso. Sì, sapevamo che la trasferta non era semplice per venire a giocare a Portogruaro, già dal nome, però purtroppo ci penalizza sempre già un paio di domeniche alla stessa maniera, prendiamo sempre gli stessi gol su calci piazzati, gol di testa soprattutto, cioè dobbiamo cambiare atteggiamento. Una squadra che deve salvarsi come la nostra deve avere più cattiveria, più concentrazione, più voglia di portare a casa un risultato utile. In prima categoria, distanze immutate al vertice della classifica. Giulia Sagittari e Fossalta Piave, dopo il pareggio nello scontro diretto del turno precedente, hanno ripreso la corsa regolando col medesimo risultato rispettivamente Ponte Crepaldo e Casale. La capolista è passata solamente nel finale dopo una partita di grande sofferenza che ha visto i crepaldini offrire la loro miglior prestazione stagionale, testimonianze di una squadra in continua crescita destinata, nonostante in coda la lotta sia più che mai accesa ed il pesante 3-0 subito nel recupero di mercoledì con il Marcon, a lasciarsi quanto prima alle spalle le acque torbide della bassa classifica. Noi siamo andati in campo con una bella dose di energia, di organizzazione, come sempre di più stiamo facendo. Purtroppo siamo stati sfortunati e abbiamo preso gol agli ultimi minuti, un gol di spalla da quanto ho capito, perché era una bella mischia, non si vedeva dalla panchina. E niente, purtroppo c'è tanto rammarico perché un pareggio o anche una vittoria ci poteva stare da parte nostra. Penso che tutti l'abbiano visto. Tra l'altro la differenza in classifica non si è assolutamente visto, questo un po' forse vi fa passare meno la delusione? Sì, la differenza di punti, come dici te, sono tantissimi, però in campo non si è vista tanto, proprio perché era colmata dalla nostra voglia di fare, dalla nostra organizzazione, che mi sembra che sia molto positiva. C'è proprio rammarico che appunto sono giù anch'io, perché un pareggio o anche una vittoria ci stava, in più c'era anche un fallo da parte nostra, abbiamo fatto una ventina di tiri in porta, loro, se bene ricordo, ne hanno fatti 3, ok, 20 contro 3. Se sono primi in classifica, un perché ci sarà. Nelle ultime domeniche la vostra squadra è cresciuta tantissimo, voi ci credete per la salvezza? Certo, non solo non ci crediamo per la salvezza, ma come ho già detto puntiamo qualcosa di più, perché come lo dimostriamo tutte le domeniche siamo in crescendo, quindi andiamo sempre a puntare in alto e a puntare a vincere. Come abbiamo detto anche tra il primo e il secondo tempo, puntiamo a vincere, non a pareggiare. Mister Piva, 3 punti ancora, però quanta fatica? Buonasera a tutti, sì, tanta fatica, sapevamo chi incontravamo, una squadra tosta, una squadra ostica sotto tutti i punti di vista, sapevamo che è un campo difficile per le nostre qualità e caratteristiche di gioco, dunque eravamo preparati a soffrire oggi. Devo dire che forse un po' più del previsto, però alla lunga penso che il secondo tempo sia anche visto, un maggior tasso tecnico è venuto fuori e penso che la vittoria ci possa stare, insomma, ecco. Alla fine i valori infatti sono emersi, avete fatto una prova cinica. Sì, una prova cinica, non abbiamo praticamente quasi sbagliato niente, però il calcio è fatto di episodi e a noi sono andati bene, a loro no, e portiamo a casa questa vittoria, ce la teniamo stretta perché è su un campo difficilissimo dove sarà molto 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 difficile fare punti per tante squadre. Voi siete in linea positiva da inizio campionato, quanti record volete ancora battere? Ma noi guardiamo l'obiettivo finale, che è quello della vincita del campionato, poi il tempo dirà, ogni partita la affronteremo come se fosse una finale da qua alla fine, di vittorie ne vogliamo fare tante, di record ne vogliamo battere, però quello che ci interessa è la vittoria finale, questo sì. Siamo quasi alla fine del girone d'andata, un primo bilancio, soprattutto quali sono le squadre che più vi hanno impressionato? Ma le squadre che mi hanno impressionato di più, quello che ho detto ancora tempo fa, Fossalta e Zero Branco, sono 2 ottime squadre che probabilmente sono un po' attardate rispetto a noi, ma stanno facendo comunque un campionato al di sotto, secondo me, delle loro potenzialità. Sicuramente lo Zero Branco. Fossalta l'abbiamo incontrato domenica, si è dimostrata una signora squadra, dunque penso che alla lunga usciranno comunque i valori di queste 2 squadre e penso che ce la giocheremo con loro.
In coda segnali di risveglio della Fossaltese, giocando col piglio di chi ormai non ha più niente da perdere, i biancoverdi hanno conquistato il terzo punto della stagione imponendo il pari al Bibione e dunque allontanando ulteriormente i litoranei dal vertice della classifica. Un mezzo passo falso per gli uomini di Mr. Billy Pittana ancora rabberciati, ma che non ricorreranno al mercato stante il recupero dell'intero organico dopo la pausa natalizia. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Niente di nuovo in seconda categoria, dove il Pramaggiore ha timbrato il 13° successo consecutivo, infrangendo l'ennesimo record. Con una gara maschia ci ha provato il Burano a fermare la marcia dei Bleugrana e per un tempo i lagunari hanno dato anche l'impressione di potercela fare. Ma poi ci ha pensato il nuovo acquisto Samuel Attà a sistemare le cose nella ripresa, una squadra del Pramaggiore ancora più stellare dopo l'arrivo dell'attaccante africano, volata anche ai quarti di finale di Coppa Veneto, imponendosi per 3-2 sul campo ghiacciato del Terzo Revine, con mister Benetti che si è concesso il lusso di rivoluzionare per intero la squadra, schierando tutti coloro che sino a qui sono stati meno impegnati. Campionato ormai finito, si lotta solamente per i play-off, zona nuovamente conquistata da uno Jesolo in grande ascesa, insediatosi in quarta posizione. Secondo in classifica si conferma il San Stino dopo il poker rifilato al Ceggia. Il campionato dei Liventini sino a questo momento è a dir poco straordinario, tanto che ormai con l'appetito che viene mangiando non mettono alcun limite. In coda sono ritornate al successo il Sindacale con il Lugnano ed il Gruaro in caso di un Telio Veneto, dove l'arrivo in panchina di mister Renzo Marzio, almeno per il momento, non sembra aver cambiato il corso di una stagione ormai indirizzata verso la lotta per evitare i play-out. In terza categoria e a gancio in vetta, il Silea si è fatto imporre il pari dall'Altobello, mentre il Casier d'Osson si è imposto senza dannarsi troppo l'anima sul campo del Piavon. Dietro insegue il Cessalto andato ad espugnare Quarto d'Altino, oltre a Basalghelle e Torre di Mosto che si sono divise la posta in palio. Fa notizia il ritorno al successo del Cesarolo contro la Vigor, capace 2 settimane fa di battere il Silea. Gli uomini di mister Franco De Maris non hanno quindi mantenuto fede alle grandi ambizioni ancora cullate. Difficile infatti poter pensare di puntare ancora ai play-off lasciando per strada punti dati per scontati. In Serie D femminile il Portoguaro è rimasto alla finestra avendo posticipato a domenica prossima, giornata di sosta del campionato, il match con il Venezia che si giocherà al Mecchia. È stata una giornata spezzettino visto che anche il Futuro Giovani ha posticipato la sua partita con il Longarone. Del trio di testa è scesa in campo solamente il Villorba che pure ha dovuto faticare alquanto per avere ragione di misura sulla Cenerentola 7 Comuni. L'occasione dunque è più che mai propizia per focalizzare l'attenzione su Silvia Berardo, centrocampista del passato importante speso quasi per intero in Serie A, calciatrice portoguarese della prima ora visto che faceva parte della Royal Eagles, la prima società di calcio femminile in riva all'Emene. Da questa stagione è ritornata a casa per contribuire al salto di qualità delle ambiziose Granata. Sì, quando avevo 14 anni ho iniziato e c'era la squadra delle Royal Eagles, ho giocato per 2-3 anni con le Royal Eagles e poi sono andata a Rivignano. Ecco, poi da lì è iniziata appunto la tua carriera che ti ha portato anche a calcare i campi della Serie A femminile. Sì, ho giocato con il Chiasielis per 10 anni e poi ho continuato sempre in Serie A con il Pordenone. Ecco, adesso sei ritornata qui a casa esatto, per dare manforte a questa squadra che vuole puntare veramente in alto. Sì, diciamo che mi sono trovata veramente molto bene, anche se il gruppo sono tutte ragazze molto giovani rispetto a me, però è un gruppo molto unito e sono anche brave tecnicamente, veramente, quindi mi fa piacere essere qui. Tu pensi che queste ragazze abbiano buone doti appunto per poter anche emergere in categorie superiori? Sì, sicuramente ci sono degli elementi molto validi, basta avere la voglia e la grinta per continuare e sicuramente faranno molto bene. Ecco, senti, come è cambiato il calcio femminile dagli inizi della tua carriera ad ora?
È molto più tecnico, per dire la verità, una volta si puntava più sul fisico e meno sulla tattica o sulla tecnica. Adesso è un livello anche forse più elevato, per dire la verità. Le premesse per fare finalmente quel salto di categoria ci sono tutte. Quello sicuramente penso che sia l'obiettivo nostro di noi ragazze e anche della società, quello di puntare a salire di categoria. Sono un po' tutte alla nostra portata, quindi ce la giocheremo, c'è un bel gruppetto davanti da lottare, però secondo me è una cosa fattibile. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Settimana senza sorprese in Serie C Gold. A Montebelluna la Rucker ha messo a segno l'11ª vittoria in altrettante partite giocate, mantenendo in tal modo 6 lunghezze di vantaggio su Oderzo, andato a vincere a Mestre, confermando tutti i problemi di una CM che alla vigilia del campionato era attesa ad un ben altro rendimento. È ritornato alla vittoria Caorle, nuovamente al Palamari, i gialloblu di coach Ostan sono stati devastanti al cospetto di un Bassano apparso ben poca cosa. Sempre in avanti è stato il break messo a segno nel secondo parziale ad indirizzare il match in un modo ben definito che i vicentini non sono riusciti a sovvertire. Domenica Caorle sarà di scena ad Oderzo, un ottimo esame per valutare se i gialloblu sono guariti o meno dal mal di trasferta. In una Serie D che vede sempre al comando l'imbattuto sistema Pordenone, andato a vincere in quel di San Vito, inseguita da Sacili, passata sul campo di Tercento, e dove il Casassa, dopo 3 battute d'arresto consecutive, è ritornato al successo in quel di Fagagna, è stata una giornata pesantissima per la pallacanestro Portogruaro, che contro l'ambiziosa GAT Udine potesse finire con una sconfitta era da mettere in preventivo, ma l'atteggiamento dei giovani Granata, che si sono subito dissolti senza minimamente lottare, è stato da censurare ed ha mandato su tutte le furie coach Marco Romanin. 35-87 il finale, risultato che si commenta da solo. Allora coach, è stato tutto molto facile questa sera? Sì, fortunatamente siamo partiti con la concentrazione giusta e abbiamo messo subito molta fisicità e ovviamente la squadra giovane di Portogruaro ha pagato un po', partendo così diventava tutto più semplice. Sì, un primo quarto dove voi avete messo a segno un'infinità di triple. Sì, però frutto anche di un'ottima difesa che ci ha concesso di tirare in transizione tiri liberi e noi se abbiamo spazio per tirare normalmente siamo una squadra che segna abbastanza, quindi diciamo che tutto è partito dalla voglia e la cattiveria difensiva che hanno messo i ragazzi. Ecco, un campionato che cosa dovrà dire, diciamo, per quanto vi riguarda? Siamo partiti male perché abbiamo perso le prime 2 partite, ma contro 2 squadre, Aviano che aveva ancora di Prampero e contro Sistema che sta facendo un campionato straordinario. Il nostro obiettivo di inizio stagione era arrivare nelle prime 4 per poi giocarci le nostre chance nei playoff. Ci siamo vicini, abbiamo un'importante partita giovedì contro il Casarsa che ci dirà se possiamo puntare veramente al 4º posto. Una brutta sconfitta, purtroppo anche caratterizzata da un infortunio ad un vostro giocatore. Sì, l'infortunio a Matteo Bolcato a metà del terzo quarto che ha fermato per un po' la partita è sicuramente un fattore, ma non deve essere sicuramente una giustificazione per una partita che è stata approcciata male dall'inizio. Infatti siamo partiti 2-20, è una sconfitta che lascia un po' il segno ma che deve comunque far riflettere per provare a ripartire già da martedì nel campionato di competenza di questi ragazzi che rimane l'Under 18 Eccellenza. Ecco, vi siete dati una spiegazione voi insomma sul perché di questi continui alti e bassi? Ma i continui alti e bassi possono essere dovuti a svariati fattori. Il principale è sicuramente l'età di questi ragazzi che sicuramente giocando 2 partite 2 campionati di
di un certo livello si trovano a dover affrontare da domenica a domenica 3 partite e probabilmente la continuità a quest'età è un fattore che forse è plausibile che manchi, ecco. L'impegno in settimana non manca, ovviamente le sconfitte pesano, anche se non dovrebbero pesare, pesano nella testa dei ragazzi e alle prime difficoltà facciamo fatica a reagire. Questo fattore della continuità è assolutamente quello su cui secondo noi, secondo me, secondo Marco, secondo la società dobbiamo lavorare e ci stiamo provando. L'unico modo che abbiamo è chiuderci in palestra, lavorare duro e provare a ripartire anche dopo queste sberle qua, che devono diventare una forma di crescita, anche se il punteggio oggi è veramente una cosa abbastanza dura da digerire per come è avvenuto. In promozione, terza sconfitta consecutiva per il BVO None Veneto di coach Francesco Gobbato. I biancoazzurri hanno ceduto in casa al Maniago. In testa continua la marcia dello Spiri Basket, che contro Baloncesto ha avuto vita relativamente facile. 60-37 il finale e vantaggio in classifica che resta inalterato rispetto ad una Fossaltese vittoriosa con Fiume Veneto dopo una settimana di autentica passione, contraddistinta dalle dimissioni di coach Paolo Giollo e conseguente passaggio di consegne al suo secondo. Biancoverdi che per questo hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. Fiume Veneto invece deve fare i conti con l'ennesima battuta d'arresto di questa prima parte di campionato. Complimenti a Fossalta, sicuramente ha giocato 40 minuti di grande continuità, ha dei giocatori sicuramente di categoria superiore. Soncin, Piasentin, è gente che sa veramente giocare, complimenti veramente, hanno punito ogni nostro errore, sono dimostrati veramente una squadra ben allenata, solida, che può avere soluzioni un po' da tutti i giocatori. Sconfitta che ci può stare, non ci può stare da parte nostra, che giochiamo con sufficienza e ci permettiamo di sbagliare conclusioni da sotto canestro, perché non abbiamo sicuramente il talento e non abbiamo la capacità di poterci permettere certi errori. Dobbiamo essere sicuramente più cinici e questo si può migliorare solo ed esclusivamente allenandosi con maggiore intensità. Diciamo che l'obiettivo intanto è arrivare il più in alto possibile, che non sappiamo esattamente dov'è, anche perché anche questa sera abbiamo giocato con 5 under 20 e lo scopo dichiarato delle due società, Basket Fiume e Libertas Fiume Veneto, che collaborano, è comunque di inserire più giovani possibili nel telaio della prima squadra. Questa sera qualcuno di loro ha giocato bene, ha dato una mano, altri devono ancora migliorare e devono ancora garantire una certa continuità. Nel volley è stato un fine settimana di grandi soddisfazioni per le portacolori del Veneto orientale, dove il protagonista è stato il tie break. In C femminile San Stino si è imposto in rimonta a Villafranca sul campo del Belladelli. Sotto per 2-7-1 le liventine hanno sgretolato 25-14 nel quarto set le veronesi, imponendosi sull'onda dell'entusiasmo 15-8 al quinto ed incominciando finalmente a vedere la luce anche in classifica. In C maschile nel girone A non c'è stato niente da fare per il Bibbione Mare contro i vicentini del Faizanè. I primi della classe sono passati per 3-0 in un match combattuto soltanto nel primo e nell'ultimo set, mostrando di avere tutte le carte in regola per candidarsi al salto di categoria. San Donatesi adesso quarti in classifica. Nel girone B invece il Portoguaro ha regolato sempre al tie break e vinto a 7 l'Altaira Volley, anche in questo caso trascinando al quinto set una partita che dopo l'iniziale 25-19 li aveva visti andare sotto per 2-1, cedendo secondo e terzo parziale 19-25 e 20-25. Portogualesi a metà classifica, lontani 6 lunghezze dalla vetta, ma in piena corsa per i play-off. In Serie D femminile, sconfitte per San Donà e Jesolo rispettivamente sui campi di Conegliano e Villorba,
La Pallavolo Concordia ha invece finalmente rotto il ghiaccio. Sul campo della Godigese le biancorossi hanno vinto in rimonta al tie break, aggiudicandosi un emozionante ultimo set per 15-13. Il cammino resta tutto in salita, ma dal punto di vista del morale è stata una notevole iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni. Al Pallavalerio sabato arriva il Villorba e per le concordiesi è fuori discussione che per risalire la china adesso serve anche la continuità. E allora, tanto tuonò che piove, finalmente è arrivata questa benedetta prima vittoria. Sì, all'ottavo tentativo finalmente siamo riusciti a portare a casa la vittoria, anche se con 2 punti, ma intanto abbiamo rotto il ghiaccio. È stata una buona prestazione da parte delle ragazze, devo essere sincero. Abbiamo giocato una buona pallavolo contro un avversario che alla vigilia sembrava irraggiungibile per noi, invece abbiamo avuto una gran prova di carattere, soprattutto dopo essere state sotto 2-7-1 abbiamo reagito bene. Una flessione nell'ultimo set quando eravamo in vantaggio 13-7 o 13-8, poi abbiamo portato a casa la partita 15-13, però speriamo che questo adesso ci faccia anche allenare più serenamente, oltre che a giocare più serenamente. Diciamo appunto che deve essere un punto di partenza, speriamo che le ragazze abbiano acquisito maggiore consapevolezza nelle proprie possibilità. Sì, decisamente è stata una partita che spero ci abbia aperto un attimino la mente su quello che possiamo fare e su quello che abbiamo iniziato a fare, cioè il percorso che abbiamo iniziato a fare da settembre fino ad oggi. Adesso speriamo dei suoi buoni frutti. Dobbiamo approfittare adesso perché prima della pausa natalizia abbiamo 2 partite casalinghe, la prossima è un po' complicata, mentre l'ultima sulla carta sembrerebbe alla nostra portata. Dobbiamo portare a casa, speriamo portare a casa almeno 4 punti da queste 2 partite per passare un sereno Natale. Diciamo anche che classifica alla mano, alla fin fine avete affrontato praticamente tutte quante le squadre che vi stanno sopra. Adesso il calendario vi presenterà le squadre che in teoria dovrebbero essere più alla vostra portata. Sì, abbiamo incontrato 6 delle prime 7 squadre in classifica, quindi con una classifica adesso dopo 8 partite abbastanza delineata possiamo capire un attimo i valori che ci sono in campo, e effettivamente ci sono squadre che sono decisamente superiori a noi, ma dobbiamo adesso giocarcela con un gruppetto di 4-5 squadre che probabilmente ci porteremo fino a fine campionato a lottare con loro per i punti salvezza, insomma. Come ben presente anche la società, il nostro obiettivo era in inizio stagione quello. Siamo ancora molto lontani, però speriamo che il nostro campionato sia iniziato l'ultimo sabato.